Rende sábio e fa prosperar. Benedetto in teu nome eterno, che tu parla e che ascolta qualcosa di giustizia, di amore superno, di allegrezza, de pace e splendor. Parla, parla, Senhor, que ascolto, com meu core, com tutta la fé, riguardando ao glorioso tu volto, que risplende de amore su me. Benedetto in teu nome eterno, que tu parla, que ascolta qualcosa di giustizia, di amore superno, di allegrezza, de pace e splendor. Parla, parla, meu core puoi dire, grandi cose benigno, Senhor, e sou pronto, disposto a obbedire la parola de grande tuo amor. Benedetto in teu nome eterno, che tu parla, che ascolta qualcosa di giustizia, di amore superno, di allegrezza, de pace e splendor. Quarenta. Mi prostro a te, Senhor, opera em me, aspetto più vigor, opera em me, la mia fidelità, e fare tu voler, segui la verità, opera em me. Te prego com ardor, opera em me, brado arisco de amor, opera em me, tu só me puoi portar, ó Padre a perfeição, più santo più me fa, opera em me, ó Dio della bontà, opera em me, pela tua fedeltà, opera em me, ilumina meu cor, ne voto de Jesus, bramo gusto ad honor, opera em me. Senhor, não tarda mais, opera em me, auscultar meu precar, opera em me, com sangue de Jesus, a ti comprar tu su, ódio não tarde più, opera em me. 508. Quando velo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e scopo la vera ragione perché eu vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor.
La ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Quando velo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. E scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Amen. Glória a Dio. Adesso diacono Ramon per continuare il culto questa sera. Pace a tutti. Contento e felice di tornare qui. Ma non qui come posto, qui fra i miei fratelli, fra questa grande emozione spirituale che ci dà nostro Signore Gesù Cristo. Sperando che ognuno di noi abbia passato un Natale felice con la famiglia. Diciamo che questa è una delle feste che mi piacciono di più di tutte le altre, perché bene o male si parla sempre di Gesù Cristo, perché questa è una festa che pagana o non pagana c'è il nome di Gesù Cristo. Già questo per me ha un valore, diciamo, che posso cominciare a indagare, perché parliamo del Signore Gesù Cristo. Altre cose non è che sinceramente mi emozionano tanto. Come abbiamo detto quasi in questi giorni, che stavamo parlando un po' della nostro camminare con il Signore, no? Abbiamo detto settimane scorse che se il Signore ci dice ci vediamo domenica prossima e poi andate da soli, eravamo tutti preoccupati. Quindi la nostra vita con il Signore non è una vita di 1 o 2 ore di domenica pomeriggio e basta, è una cosa eterna finché siamo in questo mondo, no? E quindi dobbiamo sempre, io sono di quelli che dico, dobbiamo sempre parlare del Signore Gesù Cristo, perché lo ripetiamo tutte le volte, lo ripeto, perché per me è molto importante che sappiamo questo come seguaci di Cristo, perché noi siamo seguaci di Cristo. Sono altri seguaci, noi siamo di quelli veri. E poi noi dobbiamo predicare quello che il Signore ci dà nel nostro cuore sempre. E dice in Corinzio 9,6, dice Corinzio 9,6: ora vi dico questo, chi semina scarsamente metterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente metterà altresì abbondantemente. E questo è quello che dice questo versetto qui. Mi piace tanto perché dobbiamo parlare sempre del Signore, no? La vita del Signore è una cosa che dobbiamo capirla. È come se il Signore ti dice vai al supermercato e prendere le migliori cose che trovi per il tuo fratello e la stessa cosa sarà data a te. E noi quando andiamo lì che cosa prendiamo? Quello più caro, quello che ci piace di più,
Perché quando noi diamo ai fratelli, quando noi diamo una parola di conforto, quando noi diamo aiuto, quando noi diamo sostegno, quando noi diamo tante altre cose, quelle stesse cose il Signore ce l'ha per noi. Quindi dobbiamo dare il meglio di noi per ricevere il meglio che ci può dare il Signore, che non è poco. Siamo in un mondo in dove tutti sappiamo che camminare senza il Signore è impossibile. E tante volte, tante persone della nostra chiesa, della nostra congregazione di tutto il mondo, noi lo guardiamo e sembrano che noi siamo più tristi degli altri, non è così. Almeno non è il mio caso. Perché l'unica cosa che mi conforta è che io cammino con il Signore. E noi dobbiamo camminare con il Signore. Noi dobbiamo pensare solo che senza di Lui eravamo tutti persi. E invece ci ha raccattato, ci ha preso e ci ha tirato su. Amen. E quindi mettiamo più animo, più forza a parlare del Signore, aiutiamo di più, diamo più amore e la stessa cosa il Signore ce l'ha per noi. Amen. Ora continuiamo con il nostro culto, con la nostra riunione e invitiamo la sorella, come sempre qui, che ha per noi una bella poesia. La sorella Milvia. Pace a tutti. Scusate, ma io qui ho difficoltà perché c'è stato un... non capisco. Comunque un attimo, per favore. Facciamo un'altra volta perché non vi voglio fare aspettare. Mi sono... no, non so. E allora continuiamo. Continuiamo con il nostro programma. Ora mi piacerebbe chiamare a Joao, per favore, così facciamo una preghiera per il pastore, perché abbiamo detto, pastore, la settimana scorsa che proviamo a fare un po' partecipare a tutti i membri della Chiesa in tutto quello che facciamo, almeno passiamo una bella preghiera per il pastore e per la sua famiglia. Amen. Pace a tutti. Senhor nosso Deus, nós estamos em Tua casa, Senhor, para Te engraciar, para Te dar graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te damos graças, Senhor, pelas festas que passamos, Senhor. Que sabemos que essa festa, para nós cristãos, representa, Senhor Deus, o Teu nascimento e a nossa salvação, Senhor Deus, que o Senhor veio para salvar a humanidade com a Tua morte na cruz, para salvar todos nós, Senhor, que estávamos mortos
sem direito à tua salvação, Senhor Deus, e o Senhor fez isso por nós. Nesse momento, Senhor Deus, nós agradecemos a cada um, Senhor Deus, que está aqui na tua casa, que o Senhor continue abençoando a cada vida deles, Senhor. Principalmente, Senhor, nós te pedimos pelo nosso pastor, o João, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus. Dá cura, Senhor Deus, ao teu servo, para que ele possa, Senhor Deus, haver mais ânimo, Senhor, mais coragem, Senhor Deus, que sabemos que não lhe falta, mas que ele tem dificuldade, Senhor Deus, com a sua saúde, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu servo e derrama, Senhor Deus, a tua bênção para que ele possa, Senhor Deus, curar, Senhor Deus, essa enfermidade, Senhor Deus. Abençoa também a sua esposa, Senhor Deus, que é um braço, Senhor, é um braço direito também da tua igreja, Senhor Deus, que dê força e ânimo a ela, Senhor Deus, para que ela possa, com ele, continuar, Senhor Deus, a tua obra aqui nesse país. Que o Senhor nunca dê, Senhor Deus, a eles desânimos e dê sempre, Senhor Deus, o teu Espírito Santo para que eles possam levar o teu trabalho avante, Senhor Deus. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amen, amen, amen a tutti. Possiamo fare una preghiera a tutti in piedi, per favore, così. Poi ognuno può pregare tranquillamente che cosa vuole. Signore, ti chiedo per favore che stasera tu possa, Signore, entrare nel cuore di tutti noi, Signore, che ognuno di noi che sia qua stasera sia venuto perché vuole conoscere te, Signore, che sia venuto qua perché ha di contarti tante cose, mio Dio, ha di mettere nelle tue mani, Signore, tutti i problemi, tutte le difficoltà, tutte le cose che possano disturbare la mente, che possano distorsionare, Signore, la tua verità, mio Dio. Che in te, Signore, possiamo essere tutti, Signore, persone che stanno cercando della verità, che stanno cercando di te, mio Dio, che non sia nessuno di noi che possa pensare, Signore, che senza di te si può andare avanti, che sia solo te, Signore, la unica cosa nel cui noi possiamo credere, possiamo confidare, Signore, e mettiamo nelle tue mani, Signore, il nostro pensamento, la nostra testa, il nostro comportamento, Signore, lasciando che sia a te a guidare in ogni momento nella nostra vita, in ogni difficoltà che possiamo trovare nella nostra strada spirituale, che sia sempre te accanto a noi, mio Dio, che possa sempre lottare insieme a noi, Signore. Dacci la chiarità delle cose, Signore. E stasera parlaci, Signore, con la parola, Signore. Che ognuno di noi possa aprire il nostro cuore, Signore. Apri il nostro cuore, la nostra mente e le nostre orecchie, Signore, che possiamo tutti capire la parola che stasera sarà detta, Signore. Che si sei portato qua stasera è perché ci deve dire qualcosa, mio Dio. E il Signore vuole che siamo tutti insieme, Signore, per coprire, per ascoltare questa parola e in più per fare quello che ci deve dire te, mio Dio. E nel nome poderoso di Cristo Gesù. Amen. E come sappiamo, mio Dio, essere qui davanti non è tanto facile. Non è una cosa che è di tutti, no? Però dice Giacomo 1, dice, se poi qualcuno manca di saggezza, se voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti, generosamente, senza infacciare, egli sarà data, ma chiedela con fede e senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare, agitata nel vento e spinta nell'acqua. Quindi quando siamo qui davanti o veniamo in chiesa o dobbiamo confessare qualcosa, chiediamole a Dio che ci dia questa scioltezza che ci manca. Sei pronta, sorella? Ora ascoltiamo la nostra sorella con la poesia. Pace. Ciò che da te proviene sia per te, sia tuo il mio tempo, o Signore del tempo, la mia vita sia tua, Dio che sei vita. A te il mio amore, a te che amore sei, ciò che da te proviene sia per te. Che io sia tua perché mi sei fattore, presso di te sia sempre la mia tenda,
e il mio cammino solo sui tuoi passi. Modellami secondo il tuo volere. Ogni pensiero mio ti sia gradito, ogni parola mia dia gloria a te. A te voglio portare le primizie, a te consacro ciò che più mi è caro, perché ciò che mi è caro viene da te. Sia la mia vita un canto a lode tua e le mie braccia alzate ad adorarti, le mie ginocchia pronte a inginocchiarsi e al ritmo del tuo cuore batta il mio. Grazie Signore perché mi sei Dio. Grazie Signore che sempre tu sarai. A te aneliamo, poiché ci sei creatore. Ritorna presto a prenderci con te. Amen. Amen, amen, amen. E poi ora ricordiamoci che tutte le cose buone che succedono nella nostra vita vengano dal Signore. Non c'è nessuno che dice, oh, ho avuto la sorte di che questo mi è successo. No, questo viene da Dio. Le cose cattive non lo so, questo dopo lo spiegherà il pastore con più precisione. Io so che tutte le cose buone vengano dal Signore, questo lo dobbiamo tenere presente. E sappiamo anche che tutto, io lo dico nelle parole povere così, tutto quello che succede al figlio di Dio è per il bene nostro. Comunque tu lo veda, cattivo o non cattivo, è per il nostro bene. Amen. E ora chiamiamo Valdirene, così prega per le decime e le offerte. Sappiamo che la nostra Chiesa ha bisogno e quindi dobbiamo collaborare, non è obbligatorio, ognuno può aiutare con quello che se la sente e sappiamo che l'opera del Signore, anche se non diamo niente, andrà avanti ugualmente. Preghiamo. Signore, grazie ti diamo per questi momenti che siamo qua insieme. Ti vogliamo ora ringraziare, Signore, per tutte le offerte, tutte le decime che saranno consegnate, che tu possa benedire ogni vita, che tu possa benedire ogni donatore, Signore, che farà in questo momento. Lodiamo. Alleluia. Alleluia, Gesù. Mm. Alleluia, Gesù. Gloria al tuo nome, Padre.
Come potrei con parole mie dimostrarti la mia gratitudine? Canto una canzone come ho fatto già, che poi finirà, ma il tuo amore no. Alzo le mie mani e ti lodo ancora e ancora, perché tutto ciò che ho è alleluia, alleluia. Io so che non è molto, ma cosa potrei dire a un re? Oltre a un canto nel cuore, alleluia, alleluia. Una cosa so e quella farò, apro le mie braccia e adoro te. Alzo le mie mani e ti lodo ancora e ancora, perché tutto che ho è un alleluia, alleluia. Io so che non è molto, ma cosa potrei dire a un re? Oltre a un canto nel cuore, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Possiamo invitare la nostra anima a lodare il Signore. Alleluia, possiamo cercare dentro di noi un canto al Signore. A volte noi vediamo dentro di noi tante lamentele, tante mormorazioni, ma noi possiamo sì lodare il Signore, possiamo invitare la nostra anima a lodare il nome del Signore. Possiamo dire: anima mia, perché sei turbata? Alleluia, anima mia, loda il Signore. Alleluia, alleluia. Alzo le mie mani e ti lodo ancora e ancora, perché tutto che ho è un alleluia, alleluia. E so che non è molto, ma cosa potrei dire a un re? Oltre a un canto nel cuore, alleluia, alleluia. Anche se è finita la musica possiamo cantare insieme. Alzo le mie mani e ti... Alleluia. Perché
perché tutto ciò che è un e so che non è molto, ma cosa potrei dire a un re? Oltre a un canto nel cuore, alleluia, alleluia. Io vorrei cantare ancora, ma voglio che tu canti con tutta la tua anima. Io so che tanti qui ci trovano in momenti difficili, che cerchiamo delle parole e non troviamo per parlare al Signore, ma che noi possiamo dire almeno alleluia, che possiamo innalzare il suo nome nella prova che ci troviamo, che possiamo innalzare il suo nome dicendo: Signore, anche se non capisco, io ti lodo, Signore. Alleluia, anche se non capisco, io ti adoro, Signore. Alleluia, così come Giobbe ha fatto, io ti lodo, io ti innalzo, io ti glorifico, Signore, perché so che sei vivo e so che tu ti alzerai. Alleluia, alzo le mie mani e ti lodo ancora e ancora, perché tutto ciò che ho è alleluia, alleluia, e so che non è molto, ma cosa potrei dire a un re? Oltre a un canto nel cuore, alleluia, alleluia, alleluia. Che la nostra anima non sia timida in lodare il Signore. Alleluia. Ti innalziamo, Signore Gesù. Alleluia. So che il freddo ci fa essere un po', possiamo muoverci un pochino, alzare le nostre mani così ci riscaldiamo, lodare il Signore insieme. Com'è bello essere insieme lodando il Signore. Il Signore parla con noi, il Signore ci rinnova, il Signore ci fortifica, il Signore ci anima. Alleluia. Alleluia. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te. Per sempre io ti loderò, perché solo tu degno sei. Lui è il rifugio sicuro. Rifugio sicuro, sempre in te troverò l'anima mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia, Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida: Santo è il tuo nome. Canto di gioia sapendo che in te, oh grandi promesse, il tuo amore per me. Non basta l'eternità per amare te. Alleluia.
Tu sei grande, Gesù. Ricevi la nostra adorazione. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te. Per sempre, indipendente dalla situazione, ti loderò, perché solo tu degno sei. In te noi abbiamo rifugio sicuro, sempre in te troverò l'anima mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il suo nome, canto di gioia. Alleluia! Oh, grandi promesse, il tuo amore per me, non basta l'eternità per amare. Gridiam di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il suo nome. Cantiamo, canto. Oh, grandi promesse, il tuo amore per me, non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare te. Noi cantiamo di gioia per le sue promesse, la promessa più grande che abbiamo, perché il suo amore per noi possiamo gioire in questa promessa che Lui ci ha dato, una grande promessa. Come ho detto la mattina, più grande della promessa di una casa, di una macchina, delle cose terrene, è quella che abbiamo, che un giorno saremo con Lui. Per questo possiamo gioire. Amen. Amen, amen. E quante credono in queste promesse? Amen. Io credo in queste promesse. Non ascoltare quelle che dicono stai perdendo tempo, non fare questo, non fare quell'altro. Ascolta questa promessa di Dio. E poi dice Giacomo capitolo 1, 12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. E già questo mi fa contento, io rido. Abbiamo detto l'altro giorno che qui a volte siamo un po' tristi, ma io quando leggo queste cose, che riceveremo la corona della vita, che il Signore ci ha promesso, non ci ha promesso un politico, non ci ha promesso un uomo, il Signore ci ha promesso. E quando il Signore promette vuol dire che è certo. È certo. E da qui dobbiamo partire noi, nella nostra vita. Ascoltare solo la promessa di Dio, non ascoltare altre promesse. Sono cose che vanno e vengano. Ma
quando il Signore promette è sempre lì. Amen. E quindi ora lasciamo la parola a Talis, che ci parlerà della parola di Dio. Pace a tutti. Preghiamo per la classe Felice. Tutti i bambini, vieni qua. Glória a Dio. Preghiamo, Senhor Jesus, em Tua presença. Te apresentamos estas crianças, Senhor, toma elas em Tuas mãos, que o Senhor continue dando elas a Tua graça, a Tua força, que o Senhor use elas na Tua obra, Senhor, que elas possam crescer a cada dia, Senhor, cheias da Tua presença, cheias do Teu conhecimento, que o Senhor use mais e mais, Senhor, as professoras. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Aprite le vostre Bibbie in Giovanni, capitolo 3. Versículo 1 até o versículo de número 12. Dal versetto 1 fino al 12. Ou melhor, não Giovanni, Jesus, me confundi. Matteo. É Mateus, capítulo. Matteo, capitolo 3, non Giovanni, Matteo. Estou usando duas Bíblias e acabei. Usando due Bibbie mi sono confuso. Matteo, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 12. Dice così. Or, in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: vi è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Or Giovanni stesso portava un vestito di peli di camello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E non pensate di dire dentro di voi: noi abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco.
Io vi battezzo in acqua per ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Amém? Amen. Pode se sentar. Potete accomodarvi. O texto que lemos fala sobre dos maiores pregadores que apareceu no mundo, chamado João Batista. Questo brano che abbiamo letto parla di uno dei più predicatori che è stato qui sul mondo, che si chiama, uno dei più grandi predicatori che è già stato qui nel mondo, che si chiama Giovanni Battista. João Batista nasceu de milagre. Giovanni Battista è nato da un miracolo. A Bíblia diz que seu pai Zacarias e sua mãe Isabel, a Isabel era estéril. La Bibbia dice che c'era il suo papà, Zaccaria, e Isabella, la sua mamma, Elisabetta, la sua mamma, che era sterile. E certo dia, enquanto Zacarias foi oferecer o sacrifício E ao un giorno, Senhor, quando Zaccaria è andato a offrire un sacrificio al Signore, ele recebeu boas novas. lui ha ricevuto le buone notizie. Quem trazia essas boas novas era o anjo Chi Gabriel. portava queste buone notizie era l'angelo Gabriele. E o anjo Gabriel disse: E l'angelo Gabriele ha detto: Zacarias, não temas, Zaccaria, non temere, porque a tua oração foi ouvida. perché la tua preghiera è stata ascoltata. A tua mulher terá filho, La tua moglie avrà un figlio e o nome dele será João Batista. e il suo nome sarà Giovanni Battista. Ele será grande diante do Senhor. Lui sarà grande davanti al Signore E ele vai converter muita gente. e lui convertirà tante persone. A promessa de Deus se cumpriu. La promessa di Dio si è compiuta. João Batista nasceu. Giovanni Battista è nato. E uma característica de João Batista era: E una delle caratteristiche di Giovanni Battista era, a Bíblia registra que ele foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre da la sua Bibbia mãe. registra che dal grembo della sua madre lui era già pieno dallo Spirito Santo, Porque ele ia ser grande diante do Senhor. perché lui sarebbe grande davanti al Signore. Para ele ser grande diante do Senhor, ele precisaria ser cheio do Espírito Perché Santo. lui fosse grande, lui avrebbe bisogno di essere pieno dallo Spirito Santo. E certo dia, E un giorno ele aparece em cena. lui appare, Seu desejo de pregar. è un desiderio di predicare, E ele procura o local mais improvável para se pregar. e lui cerca un posto più improbabile da predicare. Porque a Bíblia diz que ele vai para o deserto da Perché la Judéia. Bibbia dice che lui va al deserto della Giudea. E isto para um pregador é um paradoxo. E questo per un predicatore è un paradosso. Os pregadores procuram as multidões. I predicatori cercano la folla. Se fosse no tempo de hoje, Se fossi nel nostro tempo, ninguém vai usar essa estratégia. nessuno userebbe questa strategia. Porque o desejo dos pregadores é serem vistos, Perché il desiderio dei predicatori è essere visibile, ter like, avere il like, estar em meio às multidões. essere in mezzo alla folla. Mas esse não era o desejo de João Batista. Ma questo non era il desiderio di Giovanni Battista. Ele não procurava fama. Lui non cercava fama. Ele procurava fazer o nome de Jesus conhecido. Lui cercava fare il nome del Signore conosciuto. Essa é a missão do verdadeiro pregador. Questa è la missione del vero predicatore. Não é ser famoso. Non è essere famoso, Não é em busca de likes. non è cercare like, Mas é para fazer o nome de Jesus ma per fare il conhecido. nome del Signore conosciuto. Por isso que João Batista escolheu o deserto. Per questo Giovanni Battista ha scelto il deserto. Para o deserto só vai quem está precisando. Per il deserto va soltanto quello che ha veramente bisogno. E naquele deserto da Judéia, E in quello deserto della Giudea, o tema central da pregação de João il Batista tema centrale della predica di Giovanni Battista era o arrependimento. era il pentimento. Ela fala sobre o pecado dos homens. Era parlare sul peccato degli uomini. E esse tipo de pregação Questo tipo di preghiera está quase extinta, è in estinzione, porque as pessoas vêm para a igreja perché le persone vengono in chiesa e a motivação do seu coração e la motivazione del suo cuore é ouvir algo para se alegrar. è sentire un qualcosa che li porti gioia. E arrependimento, quando se escuta, não é algo para se alegrar. E quando noi sentiamo il suo pentimento non è che ci rallegriamo.
Porque quando se fala do arrependimento, Perché quando si parla del pentimento, fala dos nossos pecados. parla sui nostri peccati. Nós não queremos ouvir sobre isso. Noi non vogliamo sentire su di questo. Nós se incomodamos ao ouvir Ci isso. dà fastidio sentire questo. Existe um pregador chamado John Stott C'è un predicatore chiamato John Stock e ele diz assim: e lui dice così: a pior coisa que acontece com um pregador la peggiore cosa che può succedere con un predicatore é quando ele se torna cortês. è quando questo predicatore diventa cortese. O que é ser uma pessoa cortês? Cos'è essere una persona É cortese? aquela pessoa muito agradável. È quella persona molto agradevole. Se ela está diante de pessoas ricas, Se è davanti a una persona ricca, gradisca i ricchi. se estiver diante de políticos, Se sarà davanti ai politici, falar de modo que vai agradar os políticos. parlerà di modo che gradirà ai politici. Então é uma pessoa, como se diz, politicamente correta. È una persona che diciamo che è politicamente corretta. E isso é uma tragédia para um pregador. E questo è una tragedia per un predicatore. Porque nós não estamos aqui para ouvir o que queremos ouvir. Perché noi non siamo qui per sentire ciò che vogliamo sentire. Nós estamos aqui Noi siamo qui para ouvir per sentire aquilo que o Senhor quer falar quello conosco, che il Signore vuole parlare con noi, agradando a nós ou não. gradendoci o no. Por isso que a Bíblia diz: Per questo la Bibbia dice: aquele que fala as palavras do Senhor, quello che parla le parole del Signore, fale segundo as palavras do Senhor. parli secondo le parole del Signore. E quando falamos segundo a palavra de Deus, Perché quando parliamo secondo le parole di Dio, falaremos sobre arrependimento. parleremo su pentimento. Será impossível não falar sobre arrependimento. Sarà impossibile non parlare sul pentimento. Porque no versículo 2 é bem claro. Perché nel versetto 2 è chiaro. Arrependimento é a porta de entrada do reino dos céus. Pentimento è la porta di entrata del regno dei cieli. Por isso que João Batista veio. Per questo Giovanni Battista è venuto. E ele disse: arrependei-vos, E lui dice: pentitevi, porque é chegado o reino dos céus. perché è venuto il regno dei cieli. Ou seja, Cioè, para você ser participante desse reino, perché tu sia partecipe di questo regno, é necessário se arrepender. è necessario pentirsi. Isso é requisito indispensável. Questo è una cosa indispensabile. João Batista estava no deserto anunciando isso. E Giovanni Battista era lì nel deserto che annunciava questo. Do mesmo modo, a igreja tem essa missão Dello stesso modo la Chiesa c'è questa missione de levar a mensagem de arrependimento. di portare il messaggio di pentimento. Em um momento, quando eu estava no Brasil, In un momento quando ero lì in Brasile, estava muito preocupado do que iria pregar. io ero preoccupato su quello che dovevo predicare. Recebi um convite para pregar em outro estado. Ho ricevuto un invito per predicare un'altra provincia Estava muito preocupado com a mensagem. e ero preoccupato col messaggio. Não conhecia ninguém, Non conoscevo nessuno, mas eu orava ao Senhor. ma pregavo al Signore. Senhor, me dá uma mensagem. Signore, dammi un messaggio. E Deus me deu a E mensagem. Dio mi ha dato un messaggio. O Senhor falou comigo. Il Signore ha parlato con me. Fala sobre o pecado. Parla su il peccato. E eu fiquei, não, Senhor. Io ho detto: no, Signore, Como eu vou fazer isso? ma come farò questo? Eu não conheço ninguém lá. Io non conosco nessuno lì. Não conheço nem quem me convidou. Io non conosco nemmeno quello che mi ha invitato. Eu vou chegar na igreja Io arriverò lì in e chiesa eu vou falar logo sobre o e pecado. parlerò sul peccato, Porque nós somos tentadas perché noi siamo tentati a ser cortês. a essere cortesi, Mas em oração, ma in preghiera eu sabia que não podia mudar essa io mensagem. sapevo che non potevo cambiare questo messaggio. Aí eu pedi ao Senhor 3 sinais. Quindi ho chiesto al Signore 3 segni. Senhor, o primeiro sinal, Signore, il primo segno, me confirma se o Senhor está nessa palavra. confermami se è questa parola. Segundo sinal, Secondo segno, não permita que nenhum não evangélico venha na igreja. non permettere che nessuna persona che non è credente venga in chiesa, Porque não era para falar do pecado do ímpio. perché non era per parlare, non dovevo parlare del peccato, sul peccato degli empi, Era para falar do pecado de muita gente que estava ali na igreja há era muito sul tempo. peccato delle persone che erano già in chiesa da tanto tempo. E o Senhor me respondeu o primeiro sinal. E il Signore mi ha risposto il primo segno. Enquanto eu estava orando, Mentre pregavo,
um irmão chegou para mim e disse assim: Una persona è arrivata da me e ha detto così: Thales, Thales, conheça aqui o meu pai. questo qui è il mio papà Esse homem aqui é como João Batista. e questo uomo qui è come Giovanni Battista. Ele não tem medo de pregar sobre o pecado. Lui non ha paura di predicare sul peccato. Quando ele falou aquilo, Quando lui mi ha parlato quello, eu disse: Jesus, io ho detto: Gesù, tu já respondeu o primeiro sinal. mi hai già risposto il primo segno. Quando eu fui para a igreja, Quando sono andata in chiesa, a igreja lotada. la chiesa strapiena. Aí eu disse: Jesus, aqui deve ter pessoas não evangélicas. Io ho detto: ma qui sicuramente ci sarà qualcuno che non è credente. Na hora da apresentação dos visitantes, E nel momento della presentazione dei visitanti, vários fratelos, ospiti. vários irmãos tanti fratelli de outras igrejas, di altre chiese, de outras regiões, di altre province, mas nenhum não evangélico. ma non c'era nessuno che non era credente. Eu disse: Senhor, tu já respondeu o segundo sinal. Io ho detto: Signore, mi hai già risposto il secondo segno. O terceiro sinal agora eu não me lembro. Il terzo segno ora non mi ricordo. Mas na hora, durante a pregação, Ma durante la preghiera, la predica, ninguém, todo mundo calado. tutti erano lì zitti. A igreja parecia um cemitério. La chiesa sembrava un cimitero, Todo mundo ali quieto. tutti lì tranquilli. Não acontecia nada. Non succedeva niente. Quando terminei de pregar, Quando ho finito la mia predica, me sentei. mi sono seduto, O pastor assumiu, il pastore ha preso la parola, fez as considerações finais do culto. ha parlato le sue ultime parole per concludere il culto. Depois ele olhou para mim Dopo mi ha guardato e disse assim: e mi ha detto: Thales, Thales, depois do culto eu quero falar com você. dopo il culto voglio parlare con te. Aí eu Io tremi nas bases. ho cominciato a tremare. Eu digo: pronto, o pastor vai me matar. Io ho detto: pronto, il pastore mi ucciderà. Mi ammazzerà. Sentei com ele, Sono seduto lì con lui, ele olhou para mim lui mi ha guardato com os olhos cheios de lágrimas con gli occhi pieno di lacrime e disse assim: e mi ha detto: Deus te deu a igreja na mensagem, Dio ti ha dato la chiesa in questo messaggio, porque esta semana perché questa settimana eu disciplinei 5 casais io ho messo in disciplina 5 coppie que estavam fazendo o que não deviam. che facevano quello che non doveva. Quero louvar ao Senhor pela tua vida. E io voglio lodare il Signore per la tua vita. Vou te agendar aqui para outro evento. Io vorrei averti un altro evento. Depois desta experiência, igreja, Dopo questa esperienza, Chiesa, eu aprendi io ho imparato que nós não devemos ter medo che noi non dobbiamo avere paura de falar aquilo que o Senhor nos di direciona. parlare quello che il Signore ci dice da dire. Não tenha medo Non avere paura de fazer aquilo que Deus colocar no teu di coração. fare quello che Dio metterà nel tuo cuore. Não se preocupe se alguém vai entender você. Non preoccuparti se qualcuno non ti capirà. Se preocupe em falar aquilo que Deus colocou no teu coração. Preoccupati in parlare quello che Dio ha messo nel tuo cuore. Porque se tu falar segundo aquilo que Deus colocar no teu coração, Perché se parlerai quello che, secondo quello che Dio parlerà al tuo cuore, Deus vai se responsabilizar. Dio sarà responsabile. Então não tenha medo disto. Quindi non avere paura di questo. Porque fazer a missão de Deus Perché fare la missione di Dio não é fácil. non è facile. Não é fácil. Non è facile. Nós queremos. Eu me lembro agora de um hino do Brasil Io mi ricordo di una canzone in Brasile que diz assim: che dice così: pregadores de rosas, predicatori di fiori, di rose, pregue os espinhos também. predicate anche le spine, Pregue que Deus é amor, predicate che Dio è amore, mas pregue que Ele é justiça também. ma predicate anche la sua giustizia. Então vamos pregar as duas partes do Evangelho. Quindi predichiamo le due parti del Vangelo. Existe o arrependimento, Esiste il pentimento, que é espinho, che sono le spine, mas existe o reino dos céus. ma esiste il regno dei cieli. Essas são as flores, Questi sono i fiori, porque isto é algo glorioso. perché questo è qualcosa di glorioso. E Jesus veio pregando assim. E Gesù è venuto predicando così. Jesus disse: tem dois caminhos, Gesù ha detto: ci sono due strade, um estreito e um largo. una stretta e una larga. O estreito vocês sabem, Quella stretta sapete,
É uma estrada difícil. È una strada difficile, Tem pedras, ci sono delle pietre, tem espinhos, spine, mas é o caminho que leva à vida. ma è la strada che porta alla vita. Não saia deste caminho, Non uscire da questa strada, por mais difícil que seja. anche se è difficile, per più difficile che sia. Já foi dito aqui nesta noite. È già stato qui detto qui stasera. Bem-aventurado é o homem Beato l'uomo que suporta a provação. che sopporta la prova, la provazione. Quando for aprovado, Quando sarà approvato, receberá do Senhor riceverà dal Signore a recompensa. la ricompensa. Quer receber a recompensa do Senhor? Vuoi ricevere la ricompensa del Signore? Todos nós queremos receber, Tutti noi vogliamo ricevere, mas para recebermos, ma per ricevere temos que ser fiéis até o fim. dobbiamo essere fedeli fino alla fine. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Per questo l'Apostolo Paolo ha detto: acabei a carreira, ho finito la carriera, guardei a fé. ho tenuto la fede. Agora está preparada para mim Ora è preparato per me a coroa de glória la corona di gloria que o Senhor me dará naquele dia. che il Signore mi darà quel giorno, Não só a mim, non solo a me, mas todos aqueles que amam a sua ma a vida. tutti quelli che amano la sua venuta. Então a nossa missão Quindi la nostra missione não é iniciar a carreira, non è cominciare la carriera, é terminar a è carreira, finire la carriera, é guardar a è fé. tenere la fede. A fé precisa ser guardada. La fede ha bisogno che noi la teniamo, la custodiamo. Precisamos guardá-la. Dobbiamo custodirla. A fé é o combustível que nos move. La fede è il combustibile che ci muove. Um cristão cheio de fé Un cristiano pieno di fede faz coisas extraordinárias. fa delle cose straordinarie, Mas um cristão com pouca fé ma un cristiano con poca fede não faz nada. non fa niente, Porque a fé é aquilo que nos move. perché la fede è quello che ci muove. Precisamos guardar a nossa fé. Dobbiamo tenere la nostra fede. No versículo 4 do texto, Il versetto 4 del testo fala sobre as vestimentas de João Batista. parla sui vestiti di Giovanni Battista. E ele se vestia totalmente diverso daquela época. E lui si vestiva di un modo diverso da tutti di quell'epoca. Isso mostra que aquele que ministra a palavra de Deus Questo ci fa vedere che quello che porta la parola di Dio não deve se preocupar com coisas exteriores. non deve preoccuparsi con le cose esterne. Você vê que em João Batista ele não se preocupava com isso. Possiamo vedere che Giovanni Battista non si preoccupava con questo. A preocupação dele era com a mensagem. La sua preoccupazione era quel messaggio. E o resultado acontece no versículo 5. E il risultato succede nel versetto 5. A Bíblia diz que iam ter com ele La Bibbia dice che le persone andavano da lui, as pessoas de Jerusalém, le persone di Gerusalemme, toda a Judéia di Giudea e toda a província adjacente e ao tutta Jordão. la regione adiacente. Ou seja, Cioè, muita gente ia até ele. tante persone andavano da lui. O segredo do sucesso de João Il Batista segreto del successo di Giovanni Battista não era a plataforma, non era la piattaforma, não era o lugar, non era il posto, era o que ele carregava. era ciò che lui portava. Não importa onde o Senhor te plante, Non importa dove il Signore ti pianti, por mais que a estrada seja difícil, anche se nonostante la strada sia difficile, por mais que onde você é plantado seja difícil de trabalhar. oppure dove sei piantato magari è difficile di lavorare, O que fará você ter sucesso ciò che farà che tu abbia successo é aquilo que você carrega. è ciò che tu porti. Eu falei aqui no início Io ho parlato nell'inizio que João Batista era cheio do Espírito Santo. che Giovanni Battista era pieno dallo Spirito Santo. Por isso que as pessoas saíam da sua casa. Per questo le persone uscivano dalla loro casa, Estavam dispostas a ir até o deserto erano disponibili a andare fino al deserto para ouvi-lo. per sentirlo. Elas eram atraídas Loro erano attratte como um imã é atraído pelo metal. come una calamita è attratta da un metallo. Esta é a nossa missão, não? Questa è la nostra missione, no? Atrair pessoas a Cristo. Attrarre le persone a Cristo.
Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 1, Per questo la Bibbia dice in Giovanni capitolo 1, houve um homem chamado João Batista. ha avuto un uomo chiamato Giovanni Battista Ele veio para dar testemunho da luz. e lui è venuto per testimoniare la luce. Não era ele a luz. Non era lui la luce. A gente precisa entender isso. Dobbiamo capire questo. Nós não somos a luz, Noi non siamo la luce, mas transmitimos a luz ma de Jesus. trasmettiamo la luce di Dio. Foi isso que João Batista fez. È questo che Giovanni Battista ha fatto. Mesmo com a mensagem difícil, Anche se aveva un messaggio difficile, a mensagem de arrependimento, un messaggio di pentimento, atraía muita gente. attrava tante persone, E muita attrae gente, tante persone. era batizada por ele, E tante persone erano battezzate da lui, confessando os seus pecados. confessando i loro peccati. O segredo é falar a verdade. Il segreto è parlare la verità, É a nossa missão, è la nostra missione, é falar a verdade. è parlare la verità. No versículo 7, Nel versetto 7, a Bíblia diz que muitos fariseus e saduceus la Bibbia dice che tanti farisei e sadducei iam para o deserto, andavano al deserto, não para ouvir João Batista. non per sentire Giovanni Battista. Eles iam lá para observar o que estava acontecendo. Loro erano lì per osservare ciò che succedeva. Por isso que João Batista se irritou com eles. Per questo Giovanni Battista si è arrabbiato con loro João Batista disse, raça de víboras. e lui ha detto razza di vipere. E aqui eu abro um parênteses. E qui apro un parentesi. Tu consegue imaginar hoje Riesci a immaginare oggi um pregador un predicatore se dirigindo a um grupo de pessoas parlando a un gruppo di persone e dizer assim, e dire così, raça de víboras. razze di vipere? As pessoas iam olhar para ele e iam dizer, Le persone lo guarderebbero e direbbero: esse homem não tem amor, ma quest'uomo non c'è amore, não me ama. non mi ama, Está me chamando de raça de mi sta víbora. chiamando di razza di vipera. Quem di é ele vipere. para me chamar de raça Ma de chi è víbora? lui per chiamarmi così? As pessoas iriam se ofender. Le persone sarebbero offese da quelle Ma- parole, Mas esta era a verdade. ma questa era la verità. Eles eram de fato raça de víboras. Loro erano di fatto razze di vipere, Porque não tinham nascido de novo. perché non erano nati di nuovo. Por isso que João Batista disse no versículo 8, Per questo Giovanni Battista ha detto nel versetto 8: produzir, lê aí minha irmã, verso 8. fate dunque frutti degni di ravvedimento. Eles não faziam isso. Loro non facevano questo, Não tinham frutos. non avevano i frutti, Por isso que era raça de víboras. per questo erano razza di vipere. E é por isso que nós temos que produzir fruto. È per questo che noi dobbiamo produrre dei frutti. Jesus falou sobre isso. Gesù ha parlato su questo. Eu sou a videira verdadeira. Io sono la La vera vi. vite, la vera vite. Io sono la vera vite. E o meu pai é o agricultor. E il mio padre è l'agricoltore. Toda vara que está em mim Tutto quello che è in me produz muito fruto. produce molto frutto. Então, o sinal de estar em Jesus Quindi il segno di essere in Gesù é produzir muitos è frutos. produrre tanti frutti. Por isso que João Batista disse aquela raça. Per questo Giovanni Battista ha detto quello. Vocês devem produzir Ha detto dovete produrre o fruto do seu arrependimento. il frutto del vostro pentimento. E o fruto é algo que é visto, E il frutto è qualcosa che si vede. não é algo oculto. Non è una cosa occulta. Porque se fosse para ocultar, não era fruto. Perché se fosse per occultare non era un frutto. A árvore que produz fruto, L'albero che produce frutto, você consegue vê-la de longe. tu riesci a vederlo da lontano. É perceptível o fruto. È percepibile il frutto. E assim deve ser a nossa vida. E così deve essere la nostra vita. O que é que estamos produzindo? Cos'è che stiamo producendo? Porque os frutos que produzimos Perché i frutti che produciamo é uma pregação. è una predica.
Os homens têm que olhar a mudança que Deus fez em mim, na sua vida. Gli uomini devono guardare il cambiamento che Dio ha fatto nella nostra vita. Por isso que João Batista confrontou aquela multidão de religiosos. Per questo Giovanni Battista ha confrontato quelli religiosi, Porque eles deveriam produzir. perché loro dovevano produrre E eles não iam conseguir produzir. e loro non ce la facevano produrre, Porque produzir frutos perché produrre frutti só é uma capacidade com o novo nascimento. è una capacità che viene con la nuova nascita. Por isso que eles precisariam primeiro se arrepender. Per questo loro dovevano prima pentirsi. No versículo 10. Nel versetto 10. Pode ler, querida. E la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. É isso que vai acontecer È questo che succederà com todos aqueles que não dão fruto. con tutti quelli che non danno frutto. No dia do juízo, Nel giorno del giudizio, a Bíblia diz la Bibbia dice que Deus vai enviar os seus anjos che Dio invierà i suoi angeli e eles vão ceifar e loro Colher. raccoglieranno, sradicheranno e vão apartar e separeranno aqueles que dão frutos quelli che danno frutto e aqueles que não dão. e quelli che non danno il frutto. O joio Il, e o trigo. la zizania e la zizania e il grano. Grazie. La zizania e il grano. No versículo 11. Il versetto 11. Pode ler, querida. Io vi battezzo in acqua per ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Existem 2 batismos, Ci sono 2 battesimi, ou melhor, 3 batismos. meglio 3 battesimi, Mas eu vou falar só de 2. ma io parlerò di 2 battesimi. Porque o 3 é polêmico. Il terzo è un po' polemico. O 3 tem 2 vertentes e eu não vou falar aqui sobre elas. O primeiro batismo é o batismo em águas. Il primo battesimo è quello in acqua. A Bíblia diz: aquele que for batizado será salvo, La Bibbia dice che quello che sarà battezzato sarà salvato quem não crer será condenado. e chi non crede sarà condannato. Quem não se lembra que quando Filipe estava pregando para eunuco, E chi non si ricorda quando Filippo stava pregando per l'eunuco? enquanto ele pregava para o eunuco, Mentre lui predicava per l'eunuco, o eunuco creu no Senhor Jesus. l'eunuco ha creduto nel Signore Gesù. E a sua convicção foi tão grande E la sua convinzione è stata così grande que eles pararam em um rio. che loro si sono fermati davanti a un fiume. E aquele homem disse para Filipe: E che l'uomo ha detto a Filippo, está aqui a água. è qui l'acqua. O que impede que eu seja batizado? Cosa impedisce che io sia battezzato? E ali ele foi batizado. E lì lui è stato battezzato. Porque batismo é isso. Il battesimo è questo. Quem tem convicção de arrependimento Chi c'è convinzione di pentimento é convidado a ser batizado. è invitato a essere battezzato. Essa é uma ordem que o Senhor nos deu. Questo è un ordine che il Signore ci ha dato. Ide por todo o mundo, Andate per tutto il mondo, pregando o evangelho a toda criatura. predicate il Vangelo a ogni creatura. Quem crê e for batizado será salvo. Chi crederà sarà battezzato e sarà salvato. E quem não crê será condenado. E chi non crede sarà condannato. Por isso que quem está na igreja Per questo chi è in chiesa deve naturalmente deve naturalmente se sentir convidado a ser batizado. sentirsi invitato ad essere battezzato. Não porque o pastor convida para ser batizado, Non perché il pastore invita ad essere battezzato, mas por uma convicção do Espírito Santo. ma per una convinzione dello Spirito Santo. Foi isto que aquele homem fez. È questo che quell'uomo ha fatto. Está aqui a água. È qui l'acqua. O que me impede de ser batizado? Cosa mi impedisce di essere Ele battezzato? estava convicto dos seus pecados. Lui era convinto dei suoi peccati. Estava convicto que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Era convinto che Gesù Cristo era il figlio di Dio. Por isso ele se decidiu se batizar. Per questo lui si è deciso di battezzarsi. E o segundo batismo E il secondo battesimo é o batismo com o Espírito Santo. è il battesimo con lo Spirito Santo.
Que batismo glorioso. Che battesimo glorioso. Você só está aqui nesta noite Te sei qui stasera porque você tem o Espírito Santo. perché hai lo Spirito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Senza lo Spirito Santo non siamo nulla. Nós não oramos, Noi non preghiamo, não pregamos, non predichiamo, não evangelizamos, non evangelizziamo se não tivermos o Espírito Santo. se non abbiamo lo Spirito Santo. Porque é Ele que convence Perché è Lui che convince o homem do pecado, l'uomo del peccato, da justiça della giustizia e do juízo. e del giudizio. Por isso que devemos pregar Per questo dobbiamo predicare sobre a direção do Espírito Santo. sotto la guida dello Spirito Santo. Então, em resumo, Quindi, in un riassunto, o sucesso de João Batista il successo di Giovanni Battista não foi a plataforma, non è stato la piattaforma, foi aquilo que ele carregava. è stato quello che lui portava. E ele carregava Jesus. E lui portava Gesù. E agora eu me recordo, E ora mi ricordo quando João Batista estava agora na cidade, quando Giovanni Battista era in città e quando ele passava ali no palácio, e quando lui passava davanti al palazzo, esteve diante de Herodes. è stato davanti, nel palazzo è stato davanti a Erode. Todo mundo aqui sabe quem é Herodes. Tutti qui sanno chi è, Um rei Herodes. poderoso, un re potente, influente. influente. João Batista poderia não falar nada com ele, Giovanni Battista poteva non parlare niente con lui, ou poderia até agradá-lo. o poteva gradirlo, Mas a missão de João Batista ma la missione di Giovanni Battista era pregar a verdade. era predicare la verità. Por isso que ele olhou para Herodes Per questo lui guardò Erode e disse: Herodes, e lo ha detto: não é lícito non è lecito possuir a mulher do teu irmão. possedere la moglie del tuo fratello. Se arrependa. Pentite. Corajoso ele, não? Coraggioso, no? Dizer isso a um rei. Dire questo a un re, Porque esta é a nossa missão. perché questa è la nostra missione. Deus não nos chamou para agradar. Dio non ci ha chiamato per gradire. O apóstolo Paulo disse L'Apostolo Paolo ha detto que ele não seria aprovado por Cristo che lui non sarebbe approvato da Cristo em agradar aos homens. se gradisse gli uomini. Esta é a nossa missão. Questa è la nostra missione. E este tipo de mensagem E questo tipo di messaggio custou a cabeça de João lo ha Batista. costato il suo capo. Porque enquanto você prega a verdade, Perché mentre preghi la verità, você vai, predichi la verità, scusa, você vai ter muitos inimigos. avrai tanti nemici, Muita gente vai te perseguir tante persone ti perseguiterà por conta da verdade. per causa della verità. Mas não deixe de pregar a Ma verdade. non lasciare di predicare la verità, Não deixe de viver a verdade. non lasciare di vivere la verità, Porque Jesus é a verdade. perché Gesù è la verità. Se somos filhos de Deus, Se siamo figli di Dio, falaremos a verdade. parleremo la verità, Viveremos na verdade. vivremo nella verità. Amém? Amen. Que Deus te benedica. Che Dio ci benedica. Nosso pastor João está aqui conosco. Il nostro pastore Joao è qui con noi Eu vou aqui passar o trabalho para ele. e la guida del culto è con lui. Pace a tutti. È così, di fede in fede e avanziamo in fede, perché senza fede è impossibile gradire il Signore, è vero o no? E lodiamo al Signore, vorrei ringraziarvi per le preghiere che fate per me, per la mia moglie, e grazie al Signore che questa fine anno, dopo tutti questi mesi di tanti dolori, di tante cose, abbiamo trovato più o meno, siamo già su una strada che non trovavamo la strada della cura, e grazie al Signore che
quando il pastore Roberto è venuto, ci ha parlato, pastore Paolo Figlio, anche che è il vicepresidente della nostra chiesa là in Brasile, le sue figlie sono tutti infermieri e lui ha comunicato alla sua figlia che lavora in un ospedale molto importante là nella mia città, e lei è molto preoccupata, ha detto no, pastore Victor non può rimanere così, si deve trovare un modo di farlo venire. Io ho detto guarda che per andare non è che è impossibile, ma adesso non posso. E abbiamo trovato un modo di fare la visita telematica con una importante reumatologista in Brasile, reumatologa, a Recife, nella mia città, e quando lei ha visto tutte le analisi e tutte le cose e ha fatto l'anamnesi, si chiama? Come? Questo nome difficile. Anamnesi. 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 Che da noi è anamnesi. Anamnesi. Ecco, questo nome. E lei subito mi ha dato diciamo, una diagnosi, che con questa diagnosi mi ha dato già il farmaco giusto per fare la cura, e mio fratello quando è venuto ha portato il farmaco, che è un farmaco molto forte, nel giorno che prendo non è che mi sento tanto bene, quindi di giovedì è difficile trovarmi perché sono un po' fuori e mi viene nausea tutto, però dopo ho fatto già 4 punture, e queste punture diciamo stanno andando bene. Ha detto la dottoressa che dopo 1 mese e mezzo è che qualche effetto verrà proprio vero. Ho fatto una volta alla settimana perché è molto forte e non si può fare così, no? E quindi è una malattia autoimmune purtroppo, e che è come una persona svolge diabetes tipo 1 e ce l'ha per tutta la vita, e quindi questo, secondo i medici, è una malattia che avrò per tutta la vita, ma c'è il Signore, no? Che è Lui che dice la prima e l'ultima parola. E ho detto, Signore, io per tutta la vita avrò questa puntura ogni giovedì, quindi non posso cancellare il mio giovedì, perché ho da fare, no? Però lo diamo al Signore per ogni cosa. Quando sono stato nel venerdì scorso dai medici qua in Italia, loro sono un po' innervositi perché ho detto che ho fatto questa visita telematica e mi prendevano in giro, nel senso non si sentivano bene perché sono stati confrontati, volevano che io continuassi nella loro tempistica, nel loro tempo, nel loro modo, ma lì quando ho detto che sono andato da questa visita si sono un po' arrabbiati, è venuto un'altra, la stanza era piena e non hanno voluto accettare 100% la diagnosi della dottoressa, però alla fine hanno dovuto accettare perché hanno visto che è vero una parte, ma hanno detto magari tu non abbia solo questo, cercheremo anche un'altra perché magari tu hai 2 tipi di artriti. E quindi mi hanno passato tutti gli esami che io avevo chiesto da aprile da fare, quelle risonanze magnetiche, tutto quanto. No, ma non bisogna. Alla fine mi hanno fatto fare questi esami che mancava, perché da aprile che chiedo questi esami. No, non si può, perché devi fare? Non bisogna. Questa è una semplice tendinite. Ho detto no, fammi fare una risonanza. No, qui non è così. Ho detto, se fossi in Brasile ero già dentro la macchina facendo
la risonanza magnetica, perché tu arrivi lì subito loro. Perché spendere tempo a cercare prima con ecografia, dopo con RX, dopo con la risonanza magnetica? No, allora lì non si spende facendo RX se non è visibile, e si fa subito la risonanza per vedere se c'è qualcosa di più grave. E purtroppo hanno lasciato alla fine perché sono stati confrontati, io non sono rimasto zitto e siamo rimasti 4 ore dentro la stanza della dottoressa lì a Careggi, e alla fine ha detto che devo continuare con la cura che ha passato la dottoressa in Brasile, che è vero quello che devo fare, ossia telematicamente lei ha detto tutto che loro potevano dire già da un tempo. Se no avesse fatto questa visita dovevo aspettare a febbraio ancora per la visita, dove avevo tutti gli analisi, tutti gli esami, i difetti degli esami per portargli. Di lì sì, loro mi dicevano qualcosa. Come ho fatto la visita in Brasile telematicamente, loro hanno dovuto accettare perché era visibile quello. E quindi sto facendo questa cura, non mi sento a 100% ancora, ci sono giorni che sento più dolori, altri meno, perché sto prendendo farmaci molto forti, a volte mi viene bruciore e devo prendere questi farmaci per calmare lo stomaco, perché sono anche avuto un intervento allo stomaco, e quindi è un processo lungo, ma che gloria a Dio, io ringrazio e so che è tramite le preghiere che ho avuto questa risposta, perché io ho girato, ho speso tanti soldi quest'anno, ma in tutto io ringrazio al Signore, perché veramente in questa prova io vedo, non ho visto, io vedo le mani del Signore che mi ha fatto capire che quest'opera, ancora di più mi ha fatto capire che quest'opera non è mia. Io da sempre dico che quest'opera non è mia. Io sempre ho detto, la Chiesa non è mia, non è la Chiesa del pastore Victor. Io sono il pastore, il pastore, ma la Chiesa non è mia. La Chiesa è la Chiesa di Gesù che segue avanti. E in quest'anno ho potuto vedere tanti alberi. Magari il Signore voleva tagliare i miei rami in questo anno, fare una potatura grossa, perché è stata grossa, mi ha abbattuto per fare crescere altri. E sono contento perché sto vedendo tante persone crescendo, e le cose che io facevo, Dio ha messo un altro a fare e sta chiamando le persone, perché a volte tu occupi quello spazio e la persona ti guarda e dice non c'è già uno che fa. Quando tu non ci sei, Dio alza quell'altro e allora sei tu e quell'altro. E quindi in questa prova ho potuto vedere che non sono solo. Non sono solo, c'è una chiesa, un gruppo di operai che amano il Signore, e a volte quando scaricavo quel camion da solo dicevo come Elia, Signore, c'è solo io? Ci sono solo io? E ho potuto vedere che ci sono ancora 7.000. Amen? E lodo al Signore. Quest'anno il campo missionario mi chiama, io ho messo già la mia agenda nelle mani del Signore, ho detto Gesù, guarda, questa è la mia agenda, compila la mia agenda di quest'anno, perché diversamente di quest'anno scorso, di quest'anno in corso, io ho fatto un'agenda e non ho compiuto quasi niente dell'agenda. Altri hanno fatto tutto che ho compilato. Invece questo anno di 2026 io ho detto, Signore, questa è la mia agenda, compila te questa agenda, perché uno mi chiama di andare là, un altro mi chiama di andare qua, un altro mi chiama di fare questo, ma io non posso dire a nessuno né di sì né di no.
pastore in Albania ha detto, pastore, tu puoi venire quale mese? Ho detto, pastore, prega che Dio compilerà la mia agenda. Perché nel momento che lui dirà, vai, io mi alzo e vado. Ma ci sono giorni, fratelli, 23, io mi sono alzato, sembrava guarito. Chi era con me? La Jamili, Jessica, la sorella di Jamili. Sembrava, fratelli, che io ero guarito. Perché chi mi conosce dall'inizio sa che arrivava alle 11 di sera e io dicevo, andiamo perché c'è ancora da fare, con tutta energia e con tutta forza, senza disánimo, con gioia. Finivo di caricare, di scaricare, di fare questo, quello, dicevo, ora vado a Pomaranche portare cibo. E arrivavo là mezzanotte, una di notte, scaricavo tutto, organizzavo e tornavo. Oggi non ce la faccio più. Oggi, se lui mi alza, io cammino. Se lui non mi alza, io rimango là sdraiato. Oggi ho predicato a Firenze, ma è per la grazia di Dio che dico, Signore, oggi chi predicherà? Perché il messaggio noi prepariamo, studiamo, ma è Lui che ci dà ordini, è Lui che ci fa aprire la bocca. Uno può avere tutta la conoscenza, sapere di tutto, ma se il Signore dice no, è no. È vero o no? E oggi Lui mi ha messo in piedi, ho predicato a Firenze. Stasera, Thales, chi predica? Ho detto te. E il Signore parla con la Chiesa come la rugiada che arriva tutti i giorni, sì o no? Quando noi arriviamo la mattina, chi ha annaffiato l'erba del campo? La foresta. Chi ha annaffiato? Noi possiamo annaffiare magari una pianta, un vaso, ma Dio annaffia la terra. Alleluia. E chi ha cura del suo popolo è il proprio Dio. Io sono solo un amministratore di Dio. Lui mi ha chiamato per essere suo servitore, amministrare ciò che Lui vuole. Ci sono cose che Lui dice, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Io ho detto al pastore in Albania, prega che Dio compilerà la mia agenda. Quell'altro di Kenya, devo andare in Kenya. Si va in Kenya, ho detto, non lo so quando, come, no. Questo 2026 io voglio consegnare la mia agenda al Signore e dire a Lui, compili te, Signore, tutti i giorni, come Tu vorrai, eccomi qua. Tu mi porterai e mi riporterai. Tu mi farai salire e mi farai scendere. Gloria! Sarai Tu, Signore, che mi farai vivere giorno dopo giorno. Amen? E quando Paolo ha avuto quella visione di notte, era Dio dicendo, vai, attraversa. Lui voleva andare in Bitinia, era più vicino, no? Era più vicino in Bitinia di che a Filippo di Cesarea. A Filippi di Cesarea era più vicino a Bitinia, che lui era già in Asia, doveva solo scendere un pochino. Ma il Signore ha detto, no, tu vai più avanti. Ha dato a lui risorse, forza, tutti i mezzi necessari per lui arrivare là, e quando è arrivato là ha confermato tutti i suoi passi. Io voglio che 2026 sia nella mia vita che nella tua vita il Signore ci guidi e confermi tutti i nostri passi. Amen? Cosa buona è vivere nella dipendenza del Signore. A volte le ali sono grandi e noi facciamo voli e facciamo come le galline, vogliamo volare ma non si vola, la gallina non vola, salta, no? E sa come faccio con le galline che volano? Taglio le penne di una ala e non riesce più. Aí Gesù ha preso una ala mia e ora cammino un pochino così, ma quando mi guardate così dovete vedere non una debolezza, ma dovete vedere la misericordia di Dio che ci mette uno spino dicendo ti amo. Amen? Questo anno, come sapete,
noi facciamo tutti gli anni un'offerta missionaria. Abbiamo fatto l'ultima offerta per il pastore in Albania, per l'opera in Albania, ma ho questo impegno col Kenya. E l'anno scorso c'era la Josiane là, in Kenya, e ha ricevuto quell'offerta e ha gestito lei comprando i sandali dei fratelli, dei bambini in Kenya. Invece questo anno non c'è lei, ma ci sono i nostri fratelli missionari dell'Arca Missionaria, che è la missione che fa partner con Diguna. Diguna è la missione tedesca che è inserita già, quanti anni già? 50 anni è già in Kenya. Come loro sono già lì e svolgono quest'opera, la nostra missione Arca Missionaria appoggia la missione Diguna. E ci sono già diversi fratelli che erano bambini in questa missione Diguna e sono cresciuti, sono sposati, come il pastore Joseph. Pastore Joseph è stato un bambino cresciuto nel nostro progetto, nel progetto Diguna, con la missionaria Aldessi e il missionario Oliver. Infatti, sia il figlio che la figlia hanno gli stessi nomi che loro hanno messo in omaggio ai missionari che hanno portato loro a Cristo. E Aldessi e Oliver hanno portato questa famiglia al Signore, hanno preparato loro e loro sono diventati pastori lì, in quel luogo. E Oliver, il figlio di Josefiani si chiama Oliver e la figlia Aldessi, uguale ai missionari. E Josefiani, che sono i pastori ora là, prima di avere questo partner con Arca Missionaria, loro dovevano spaccare i sassi, le pietre, e queste pietre spaccate erano vendute per mantenere il progetto. E loro hanno una bellissima chiesa, più bella che questa, e noi vedremo qua. E lui faceva tutto questo lavoro, ma non aveva tempo, perché era tutta la giornata, là è molto caldo. Quando è caldo è caldissimo, e quando è freddo è freddissimo. Allora loro adesso sono mantenuti dalla nostra missione Arca Missionaria. E quindi questo fine anno io ho detto a Josiane cosa loro vogliono, perché io vorrei avere un impegno mensile, ma adesso noi non abbiamo questa possibilità. Abbiamo progetti futuri che io ho messo tutto nelle mani del Signore. Signore, è qui, compila te, risolvi te, quando sarà, come, quanto, dimmi tutto che tu vuoi che si faccia. Però l'impegno che ho preso vorrei portare avanti. E ho chiesto alla Josiane, che mandavo a lei questa offerta, e ho chiesto a lei di chiedere a lui cosa loro volevano. E lui ha detto che voleva una macchina di tagliare i capelli e che potesse anche una macchina di rasare, un rasoio, una macchina, si può dire anche, di tagliare i capelli, di rasare i capelli, perché i bambini devono avere i capelli tutti rasati per causa dei pidocchi, no, José? È un ordine dello Stato che devono avere i capelli tutti rasati, zero. E lui voleva anche fare una festa di fine anno con i bambini, con cibo e con un regalo a loro. E così abbiamo quest'anno messo da parte, dentro, oltre l'offerta che abbiamo fatto a Pomaranci di tutto quanto, che ognuno ha portato il suo barattolo, io ho preso 2 barattoli e le offerte che sono entrate qua e a Firenze, tutte le monete abbiamo messe dentro questi barattoli di questo anno. E questa offerta noi siamo riusciti ad arrivare alla cifra che abbiamo potuto inviare a loro. Anche altri fratelli della chiesa qua di Scandici hanno fatto un'offerta particolare, hanno aggiunto altri soldi e sono stati inviati anche a loro. E loro hanno ricevuto un'offerta di fine anno che ha aiutato loro ad avere questa
questa macchina e la festa. E noi abbiamo ricevuto le foto, vediamo. Qui è... Spegni questa luce di qua, per favore. Prova. Sì, grazie. Si vedi? E spegni tutto. Questo è Joseph e quella è Annie, sua moglie, no? Guarda, lei sembra una bambina. Queste due sono stati bambini nel progetto e sono cresciuti, sono diventati pastori là. E lì sono le macchine che loro hanno acquistato per tagliare i capelli. Ancora? Questa è la chiesa, bella, no? Più bella della nostra. Ecco lui, vedete lui? Sì. Ah, no, ci sono. Ah, di persecuzione c'è. Questi sono i ragazzi nella festa. Ecco lui tagliando i capelli. Allora anch'io comprerò una macchina. Chi vuole io taglio i capelli. Amen. Vorrei invitare la Josie, che lei è qui, ma fa questo ponte. Amen. E vorrei invitarla a portare un grazie nel nome del pastore Joseph e della missionaria Annie. Pace a tutti. Eu quero agradecer a vocês Vorrei ringraziarvi per essa oferta que foi muito importante. per questa offerta che è stata molto importante. Como lá não tem muita limpeza, Come l'igiene è scarsa, sim, então necessita raspar a cabeça quindi bisogna rasare il capo. e não tinha como fazer isso. E loro non avevano possibilità di fare. E o pastor tinha desejo pastor Joseph tinha desejo no seu coração E pastore Joseph desiderava in cuor suo para comprar, porque tem que pagar. di acquistare queste macchine perché doveva pagare. Assim, cada criança é como se fosse barbeiro aqui, tinha que ir a raspar e pagava. Perché ogni bambino doveva andare dal parrucchiere e doveva pagare E al agora, parrucchiere. e agora não precisa pagar mais. E Glória a quindi Deus. non bisogna più pagare a questo parrucchiere, poverino, non avrà più lavoro, però nella chiesa là c'è. Sim, e quando ele comprou, era uma fila tão grande que não deu nem para terminar um dia. Quando lui ha acquistato queste macchine, la fila per tagliare i capelli era così grande che un giorno non è stato sufficiente. Hanno dovuto tornare nell'altro giorno per continuare. E também tinha que ser uma máquina solar, porque lá na igreja nem na casa dele não tem energia. Perché doveva essere una macchina su energia solare. Perché né in chiesa né a casa del pastore Joseph c'è energia elétrica. Então esse era o desejo do seu coração e ele mandou uma mensagem
dizendo isso, que tinha um desejo no coração de comprar essa máquina para abençoar toda a criança daquela comunidade. E lui aveva in cuor suo questo desiderio per acquistare di acquistare queste macchine per benedire tutti i bambini di quella comunità. E foi abençoado com a sua oferta, até pessoas que não puderam estar aqui, nos abençoaram na casa, como é o esposo de Ivonete. Foi o primeiro Amen. que deu. Anche le persone che non possono essere qui hanno anche contribuito, come Peppino, il marito di Ivanetti. È stato il primo a contribuire. Então, eu não tenho como expressar a minha gratidão a vocês Io non ho parole per esprimere la mia gratitudine a voi por abençoar aquele povo que está tão longe de nós, mas tão perto do nosso coração. per benedire questo popolo. Grazie a voi che avete benedetto questo popolo che è così lontano fisicamente, ma vicino in cuor nostro. Tem um versículo em 1 Coríntios que diz, aquele que planta e o que colhe, todos dois recebem um galardão. In Corinzi c'è un versetto che dice: sia colui che semina e colui che mieti riceverà il premio. E vocês que não estão lá, mas prega, mas ora e contribui, vão receber também o galardão. E anche voi che non siete là fisicamente, però pregate e contribuite, riceverete comunque il premio. Nós temos no curso de missiologia, eu vi uma frase que diz: missão se faz com os pés que vão, com as mãos que abençoa e com o joelho que ora. Nel corso di missiologia che facevo c'era una frase che missione si fa con i piedi di coloro che vanno, con le mani di coloro che contribuiscono e con i ginocchi di coloro che pregano. Então vocês também vão receber o mesmo, eu não sei, né, um galardão, assim como o pastor Joseph está lá no Quênia, naquela maior dificuldade, vai receber o galardão dele, mas todos vocês que contribuíram, que oram por esta obra, também, com certeza, aleluia, receberá o seu galardão. Come il Obrigada. pastore Joseph, anche voi riceverete il premio perché il Signore vi ricompenserà. Amen? Grazie. Nissan, Nissan. A música? Com'è? A Santa Insane. A Santa Insane. A Santa Insane é muito obrigado. E isso é Jesus. Então A vamos Santa cantar. Insane vuol dire grazie mille Então vamos cantar. in dialetto keniano. A Santa Insane. A Santa Insane. Para cantar? Canti, você gosta de cantar. E Ninakupenda, eu amo Jesus. Ninakupenda vuol dire io amo Gesù. Ok? A Santa Insane Yesu. A Santa Insane Yesu. A Santa Insane Yesu moyoni. Mora em mim. A Santa Insane Yesu. A Santa Insane Yesu. A Santa Insane Yesu moyoni. Ninakupenda, eu te amo. Ninakupenda Yesu. Ninakupenda Yesu. Ninakupenda Yesu moyoni. Ninakupenda Yesu. Ninakupenda Yesu. Ninakupenda Yesu moyoni. A Santa Insane. A Santa Insane. Amen. Fratelli, se noi facciamo conto con soldi per la missione, non facciamo missione. Missione non si fa facendo conto. Non si fa. Non è che si fa senza responsabilità. Ma quando dico che non si fa facendo conto, vuol dire
senza fede è impossibile fare. E c'è oggi anche la nostra missionaria Jamili, che vorrei anche invitarla, che è stato durante questo anno uno strumento di Dio là a Pomaranci, lavorando con i bambini. A volte noi diciamo missione e vediamo tutti quegli africani, è molto, ci commuove, è vero o no? Ma vediamo anche i nostri fratelli che sono a Pomaranci e che anche loro stanno ricevendo la parola di Dio. Vedete come il Signore è Dio della grazia multiforme, che opera qua e che opera anche là. Amen? E io potevo dire, guarda che questa offerta di Kenya possiamo usarla qui. È vero o no? Abbiamo necessità o no? Quell'offerta che abbiamo inviato in Albania, avevamo necessità di quell'offerta qui? Sì o no? Sì. È come pastore Renato. Vive in una chiesa, paga un assurdo di affitto per fare 2 ore di culto. Non può passare 3 ore, perché la chiesa là, che lui è ospite di una chiesa e paga molti soldi per fare un culto là. Ma abbiamo fatto la raccolta per l'Albania, lui ha complementato, ha fatto un'aggiunta e abbiamo inviato l'affitto del mese della chiesa di Albania e della casa del pastore, che lui abita sopra e la chiesa è sotto. E sia sopra che sotto 400 euro. Vedete? E io ho detto, pastore, qual è la tua grande sfida? E lui ha detto, è l'affitto della chiesa. Ho detto, ma sembra che questo persecutore è dappertutto, in Italia, in Brasile, in Albania, dappertutto. Anche là, vedete com'è. Quindi preghiamo per i fratelli, noi abbiamo molto da fare, questo mese abbiamo pagato, mancano soltanto 17 rate della nostra base missionaria a Pomaranci. È benedizione o no? Quando pensavo che era 37 più quasi 10 di notaio e abbiamo già fatto più della metà, fratelli, è un miracolo. Io non so spiegare, non so dire da dove viene, come è Dio che moltiplica. È l'affitto di questa base che abbiamo 1.800, quell'altra altri 1.800. E Signore, com'è? È fede. Ma vale la pena, perché vedere William servendo a Gesù, vedere João con la sua famiglia, Ivanete e Giuseppe, ognuno di voi qua servendo a Gesù, Nati, Lisa, che è stata la prima persona battezzata in questa chiesa, nella storia. Se Gesù tarda un pochino, fra 10 anni, quando questa chiesa sarà tutti pieni, 10 anni, quanti anni avrà Noah? 17 anni, vedete? Se passa 10 anni, 17 anni. Ana Maria avrà 101, perché lei non può morire prima di 120, è proibita. Amen? Quindi noi saremo qua. Lei avrà 101, Milvia 90 e qualcosa. Io voglio che Gesù torni oggi, adesso. Non è domani, è adesso. Sono pronto per oggi. Io servo Gesù per andare via oggi, non domani. Non voglio essere come quei discepoli di Emmaus che non percepivano che lui era lì. No, io voglio stare attento che quando lui suonerà la tromba, io non dirò nemmeno eccomi, perché alleluia, amen. Ma se Gesù tarda un pochino, la prossima generazione raccoglierà frutto di sacrificio, di lacrima. Oggi noi abbiamo questo pulmino. Là a Verona loro già stanno dicendo, pastore, prega perché noi abbiamo bisogno di un pulmino. Vedete com'è?
È così, l'opera non si ferma. Ma loro vedono qua questo pulmino, ma sapete quale sacrificio è stato questo pulmino? Perché a volte la persona vede il pulmino, pensa che noi abbiamo disegnato una carta, messo in una stampante e è uscito il pulmino fuori da un'altra parte. No, questo è stato il sacrificio di una vita di persone che amano il Signore. E se un giorno la generazione prossima avrà qualcosa di fede come noi abbiamo oggi, è perché qualcuno ha detto ai leoni: può mangiare, che io voglio morire proprio mangiato da te, ma non rinnegherò mio Gesù, perché la prossima generazione sappia che in questa generazione sono stati uomini fedeli. Amen? Missionario Jamile porterà un report di quello che ha fatto quest'anno là a Pomaranch. Pace a tutti. Sono contenta di essere qui e di raccontare un po' di quello che il Signore sta facendo a Montiscevoli. Abbiamo fatto un anno del progetto lì e in quest'anno abbiamo visto la mano del Signore non solo sulla vita dei bambini, ma la vita di quelle persone che vivono lì. In questo un anno abbiamo iniziato il progetto solo con 3 bambini, due della chiesa e uno del pacco alimentare. E oggi abbiamo 25 bambini. 3-4 sabato ero lì da sola perché non arrivava nessuno, ma in quest'anno il Signore ha fatto crescere e ci ha dato la possibilità e l'opportunità di arrivare alle persone. E oggi non è solo un progetto con i bambini, perché tramite la vita di quelli bambini il Signore ha aperto porte. Oggi abbiamo un rapporto con i genitori, con le persone che vivono lì. La Chiesa ha la possibilità di entrare tramite la vita dei bambini. Non è facile perché abbiamo tante sfide come sapete, la maggior parte dei bambini sono musulmani e non possiamo parlare del Signore direttamente. Dobbiamo parlare senza dire che è la parola, però ogni sabato predichiamo la parola a loro, del modo senza dire, però predichiamo la parola. Nell'ultimo sabato abbiamo fatto un calendario con un versetto con proverbio e abbiamo dato ai genitori per portare a casa e di questo modo stiamo arrivando alle case, alle famiglie. Non è facile non predicare il Signore, però il Signore sta lavorando. In questi giorni io, mentre parlavo con una bambina, ho domandato a lei un po' della sua religione, della religione della sua famiglia, e lei mi ha detto che non ha mai visto una chiesa cristiana, non ha mai visto una chiesa nella sua vita. Non ha mai entrato perché tutti della sua famiglia, dalla sua bisnonna fino a lei, sono musulmani. E è un lavorone che dobbiamo fare perché è la prima volta che quelli bambini entrano in una chiesa, perché loro a volte vengono al culto, lodano insieme la chiesa, imparano le lodi, sentono la parola. E è questa la nostra sfida, portare il Signore non solo a loro ma a ogni famiglia.
E che voglio dire che continuate in preghiera, continuate investendo in quell'opera, nel regno di Dio, perché vediamo la mano del Signore lì su quello popolo che era una volta, quando sono arrivata lì era un po' chiuso e non avevamo tanto rapporto. E tramite il progetto io vedo la mano del Signore. Oggi la Chiesa c'è un accesso, si dice così, un accesso alla vita delle persone. Il pacco alimentare si è aumentato, è cresciuto. Vediamo il Signore lavorando in quello piccolo paese. E loro dicevano che a Montecebole non c'era tante possibilità per i bambini. Il nostro progetto è arrivato lì come la loro felicità. I genitori sono contenti. Quando io ero sabato lì e parlavo un po' con i genitori, parlavano con loro, ringraziavo per la fiducia che loro in questo anno con i loro figli. Una mamma mi ha detto: no, io che voglio ringraziare a voi per questo lavoro, per me è una gioia ogni sabato che la mia figlia è qui con voi a imparare le cose, io sono contento, per lei è una gioia essere qui. E questo per me è meraviglioso, perché io vedo il Signore, io vedo la mano del Signore su quell'opera. E è questo, nel sabato siamo lì a imparare la parola, a fare i lavoretti e a crescere. E oggi non cerchiamo i bambini arrivano lì volentieri. Prima dalle 2 sono alla porta a bussare, a dire posso entrare? A volte dico voi dovete aspettare un po', che tra un po' apro la porta. E quello paese, il Signore sta lavorando in quello paese tramite la loro vita, tramite questo progetto. Io credo che nella prossima volta che sarò qui davanti a racconterò che una famiglia ha accettato il Signore. Che questa è la mia preghiera, il mio desiderio, che tutte quelle famiglie arrivano davanti al Signore e tutta Montecebole riconoscono che il Signore è il Salvatore, l'unico Dio. Amen. Che il Signore continui, che voi continuate in preghiera per questa opera, per la nostra vita, che siamo lì, e per la vita di ogni famiglia, ogni bambino. Amen. Era, non è più. Racconta la sua testimonianza, cosa lui faceva? Lui passava lì con una pietra, come disegna le macchine? Graffiando le macchine. Buttava le cose, spazzatura davanti alle case, bussava le porte. Oggi lui ha cambiato tanto, tutti raccontano questo, che dopo che lui è andato lì, lui ha cambiato tanto. E lui, quando era nella conferenza missionaria, lui è andato tutti i giorni lì. E una volta lui ha visto il pastore, lui era sempre accanto al pastore. Lui ha visto il pastore a pregare inginocchiato e mi ha chiesto perché lui piange, perché lui sta così. Ha detto no, lui sta facendo una preghiera. Ma cos'è la preghiera? Ho risposto, è parlare con il Signore. E quando ho visto lui si è inginocchiato lì, accanto a me, ha iniziato a pregare. E nel culto, nella sera, mentre ero con i bambini nella classe felice, lui ha raccontato cos'era il peccato. E lui ha detto il peccato è fare tutto quello che non piace al Signore. E lui è di una famiglia musulmana, tutti della sua casa, della sua famiglia sono musulmani, e lui ha un seme, lui ora sa chi è il Signore, e questa è la nostra gioia.
sono due richieste che lei non ha fatto e non farà. La prima richiesta è che lei ha bisogno di una compagna, perché lei è femmina, ha bisogno di avere una compagna a suo fianco, una compagna per aiutare lei in questo lavoro, perché lei fa tutto da sola e non è facile. E preghiamo perché il Signore possa mandare qualcuno. Dio ha, come io sono andato in Brasile e quando sono tornato il Signore in Brasile mi ha dato un elenco di cose da fare qua. E io ho dato ordini di fare tutto quello che il Signore ha detto a me. E a lei ho detto, guarda Jamil, Dio mi ha detto che tu dovevi andare a Pomaranche. Ma prega e lo stesso Dio che ha parlato a me parlerà a te. È così o no? E ha parlato a lei ha accettato e è andata. Senza promessa, perché noi non diamo una lira a lei, di niente. C'è solo la casa missionaria dove lei abita, ma il Signore sta curando lei tramite la vedova, tramite il passaro che passa e porta da mangiare. È come la missionaria Kellen Gaspar ha detto che era nel campo missionario, dice Signore oggi ho una voglia di mangiare un pollo alla cacciatora, ma non aveva risorse per comprare. E in quel giorno il gabbiano ha preso non so dove una gallina, ha portato boom nella sua casa, ha lanciato boom. Quando lei ha visto era già la gallina morta, lei ha dovuto solo levare la penna, spenare, trattare, tagliare e cucinare. Quindi il Signore che opera sta operando tramite la sua vita e lei assiste sia alla base di Monte Scerboli, di Pomaranche, che la base di Pisa. E non ha detto, ma ogni giovedì lei prende un autobus che passa 2 ore girando, che eu non so come lei sopporta, 3 ore che gira tutta la montagna, salendo e scendendo. Per questa volta quando arrivo con Priscilla là, lei è così. Perché gira. E io ero in preghiera e il Signore ha messo nel mio cuore di questo anno noi faremo la sua patente. Non so dove verrà questi soldi, ho fatto già una ricerca. Per lei avere la patente guida bisogna avere 2.500 euro, perché solo la sua tessera sanitaria, per avere la patente deve avere la tessera, e quindi la sua tessera sanitaria ha un costo e un'altra per pagare l'autoscola che lei deve studiare per avere la patente guida. Io non parlerò della macchina, perché Dio non manderà macchina senza la patente, è vero o no? Dio non è irresponsabile? È vero o no? Prima la patente. E io vorrei fare di quell'offerta che noi abbiamo inviato in Kenya, perché ho detto, Josi, quanto dovrebbe essere per questo? Josi mi ha dato quello che ha dato Giuseppe, si è raggiunto, e offerta missionaria, sì o no? Possiamo bere con l'offerta missionaria, mangiare, si paga conta di luce con offerta missionaria, si paga affitto con offerta missionaria. Offerta missionaria va a chi? Al missionario. E di quell'offerta del barattolo missionario noi abbiamo raggiunto e inviato una parte, quella che mancava, abbiamo completato, fatto tutto e abbiamo inviato in Kenya. E di quell'offerta è rimasta questa, che io vorrei fare la prima offerta per la patente della Jamile. Amen? E io vorrei invitarla qua per ricevere questa offerta. Questo è il primo sabato. Enea è figlio del missionario. Pregate per lui. E questo è uno degli ultimi sabati. 26 sono. Quindi
io vorrei consegnare questa offerta di questo anno a lei e nel giorno 2 gennaio lei deve pagare la sua assicurazione della salute, perché prima prima dell'estate, io vorrei che lei abbia già la sua patente guida e non avrà più bisogno del pastore per portare, per venire. Io ho detto, Gesù, prima la patente, ma dopo prepara quella macchina che è dietro. Ho detto a lei, sa quella macchina del vicino rossa? Io sto quasi chiedendo a lui. Perché per me non aspettate che io non chiederò nulla, ma se è per l'opera di Dio, io ho coraggio. E io ho detto, Jamili, guarda, questa macchina è buona per te, perché tu non hai bisogno di avere una macchina per portare tanta gente, tu hai bisogno di avere una macchina per portare cibo di là, di qua, perché il progetto movimenta la città. E lei è questa agente di Dio sia a Monticello che a Pisa. E quando mancare cibo, non bisogna portare fino a Monticello, porta a Pisa e lei, Amen? E lei è coraggiosa per fare questo, è o non è? Allora vieni a ricevere questo. Mettiamoci in piedi, fratelli, e noi vogliamo consegnare questa offerta. Del 2005 ho detto no, per fare la sua patente. Del 2005 qui ci sono 450. Amen? Quindi manca 2050. Manca poco, è vero o no? Gloria a Dio. Facciamo una preghiera per lei. Gloria al Signore. E quest'anno non avremo il barattolo continuerà nella segreteria della Chiesa, dove noi aggiungeremo le monete. Ma non è per questo che noi daremo solo le monete, fratelli. Attenzione. Ma ci sarà un taloncino di missione, dove tu prenderai questo taloncino, se vorrai, che non è obbligato, e dirai, ogni mese, o se tu non puoi fare, non è per sostituire la decima con questo taloncino. Allora, se tu non puoi fare, non lo fai come tu vuoi, come ti piace, come tu desideri, come tu puoi fare. Invece, se tu puoi partecipare, come fossi una rata, sai come una rata di uno che acquista un iPhone, 20 rate da 20 euro. Allora, tu fai la tua rata per la missione e dici, Signore, sono 12 taloncini per quest'anno. Ogni mese io avrò un compromesso di dare questa cifra. Allora, tu prenderai il compromesso di quella rata, perché noi aggiungeremo tutto quello che è di missione e si va a chi? Ai missionari. Non si paga conta, non si paga affitto, non si cambia ventilatore, perché per un missionario non si dà un ventilatore senza quello che gira, senza la ventola, no. Per i missionari non si dà un paio di scarpe che, perché non mi piace, vabbè, se non ti piace o se non ti va più, ma è buono, ok, ma ci sono persone che aspettano che ci sia un buco così grande per donare, no. Non si fa così. Loro sono persone degni come tutti e che sono lavoratori come tutti e il loro padrone è molto fedele e esigente. Amen? Gloria a Dio. Quindi facciamo una preghiera per la Jamili che tornerà a Pomaranci. Io con Priscilla dopo Capodanno andrò da loro per vedere come va la missione lì. Allora, io ho messo davanti al Signore. Se Lui mi alzerà, andrò. È così. Amen? Per questo non faccio molto piano, non dico tanto. Se ce la faccio, se il Signore mi mette e dice vai, allora mi alzo e vado. E quindi noi faremo un gruppo. La Josiane ho già detto a lei, no? Se ce la farò, Josiane, andiamo. Faremo un sopralluogo come le spie di Israele, per vedere, per dire come posso pregare perché il Signore, perché la macchina è importante, ma accanto a lei bisogna avere un'altra persona che aiuti. E quindi 2 è meglio di 1.
E se tu sei questa persona qui, ti prontifica, ti metti già disponibile immediatamente perché l'opera ha bisogno. Amen? Preghiamo per lei, per la missione là. Vorrei ringraziare la Giulia che è qui oggi, sono molto contento che è qui, felice della Nati e di tutti quanti che sono presenti nella presenza del Signore. La Nargi, preghiamo ringraziando il Signore perché Lui è veramente buono. Vorrei invitare la nostra sorella Jessica, la moglie del nostro presbitero, per fare questa preghiera. Lei che ama i bambini, possiamo spingere lei per dire: comincia anche qui un progetto con i bambini. Spingiamo lei? Jessica, forza! Il Signore è con te e noi saremo anche con te. Amen? Quindi preghiamo perché in questo 2026 Dio possa preparare anche a Scandisci un bellissimo progetto. Io dico: Signore, bisogna di questo, ma io metto davanti a Lui. No, non voglio avere ansia per nulla, niente. Amen? Prega per la missionária e ringraziamo. Paz a tutti. Pregamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te apresentamos, Pai, a missionária Jamile, Senhor, nesta noite, Senhor, Pai. Deus, continue usando as mãos dela, Pai, naquele trabalho tão lindo, tão importante, Senhor, para o teu reino, Senhor. Da força, da graça, da ânimo, Pai, da estratégia, Senhor Jesus, para a tua filha, Pai, continuar conduzindo, Pai, a tua palavra aos corações dos pequeninos, Senhor, da glória. Ó Deus, levanta pessoas, Pai, para ajudar a tua filha ali, Senhor. Deus, tu sabe a pessoa certa, Senhor, para estar ali junto a ela, Pai, desenvolvendo aquele trabalho, Senhor da glória. Deus, visita cada coração de cada criança, Senhor Jesus, que recebeu a palavra, Senhor, em cada sábado, Pai, deste ano, Pai. Pai, com certeza, Pai, a palavra está sendo semeada em corações, Pai. Deus, que eles venham frutificar, Pai, que suas famílias venham ser salvas, Senhor, venham ser transformadas, Pai, e que aquelas crianças, Pai, toda a sua família, Pai, venham servir ao Senhor com alegria, Pai. Ó Deus, levanta, Pai, pessoas, Pai, continua salvando, Pai, chega com salvação, Pai, com libertação, Pai, nas mentes, Pai, como ela testemunhou aqui, Senhor Jesus, mudança de comportamento, Senhor Jesus, de aquelas crianças, Pai, tu faz assim, Pai, e é perceptível, Senhor Jesus, aos olhos daquela comunidade, Senhor, que tu estás fazendo. Ó Pai, que tu possa, Senhor Jesus, fazer, Pai, pela tua filha Jamile, pela missionária Jamile, Pai, aquilo, Senhor, que nem um pastor, nem a missionária consegue, Pai, mas só o Senhor pode fazer, Senhor. Ó Senhor, continua, Pai, fazendo, Pai, e continuando, Pai, fazendo ali naquele trabalho em Monte Sherbole, Senhor da glória. Deus abençoe a irmã Jamile, Senhor, a missionária Jamile ali, Senhor. Deus, te agradecemos, Pai, Pai, por este culto, Senhor, que tu se fez presente em nosso meio, Senhor Jesus. Nos despede em paz, Senhor Jesus. Dá uma semana de bênção, Pai, em teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Hoje é a 52, come si dice, 52ª? 52ª domenica del mese, l'ultima. Il 5 gennaio è stata la prima domenica e oggi è l'ultima domenica di quest'anno. Tu puoi dire alleluia? Abbiamo fatta, no? Per la gloria di Dio. E la Anna Maria ha detto: dobbiamo adesso pregare per Jessica perché il Signore la aiuti con il progetto qua. Amen? E questa chiesa fiorirà come la palma. Amen? Vieni, sorella Jessica, a ricevere la preghiera che noi faremo per te. Vieni, Anna Maria, a fare la preghiera. Hai proposto? Signore, Yeshua, tu hai detto: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. E noi siamo qui, Signore,
perché vogliamo che tu stenda la tua mano e tu chiami quei bambini che tu già hai visto che verranno qui e che potranno essere aiutati, seguiti, conosceranno il tuo nome. Noi siamo disponibili, Signore, ma aiuta Jessica in questo progetto, è giovane, ama i bambini, dalle quella luce, manda il tuo spirito su di lei perché possa capire cosa serve ai bambini che abitano a Scandicci, siano essi già cristiani, diciamo, siano essi musulmani di altre religioni, quelle che tu hai pensato di mandare, Signore. Dai tanta luce a Jessica perché possa capire, perché sente l'entusiasmo di seguire questi piccoli. E Signore, noi siamo disponibili, sta a te a mandarli e te lo chiediamo nel nome tuo, Gesù, lo chiediamo nel tuo nome e tu presenta il nostro progetto al Padre perché possa davvero realizzarsi per la tua gloria. Amen. Fratelli, che Dio vi benedica. Il programma del 31 è la veglia di preghiera alle 22. Saremo qua alle 22. Vorrei chiedere a tutti di arrivare puntualmente. Quando noi arriveremo passeremo un periodo in preghiera, tutti in preghiera, quelli che si sentono di mettersi in ginocchio si mette in ginocchio, quello che non può stia seduto, ma noi pregheremo per un periodo, dopo noi offriremo un culto di gratitudine al Signore e alla mezzanotte noi, per la grazia di Dio, romperemo il tempo. Amen? E questo anno diventerà passato. E noi diremo Ebenezer. Amen? Fin qui ci ha aiutato il Signore. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi, domani e per sempre. Amen. Che Dio vi benedica.